Sull'arrivo e lo stoccaggio dei vaccini vigilano, oltre alle autorità sanitarie e alle forze dell'ordine, le prefetture di tutta Italia. Nella Marca è atteso a ore l'arrivo all'ospedale di Vittorio Veneto di 5.793 dosi di siero. Su questa nuova fase si è svolto ieri nel Palazzo di Piazza dei Signori un tavolo ristretto. Ci sarà la vigilanza ovviamente sia al sito di stoccaggio che, come sappiamo, è Vittorio Veneto, e poi anche quelle che saranno le movimentazioni sul territorio. L'incontro è servito soprattutto per calibrare un po' quelli che sono, diciamo, lo scambio di informazioni che deve essere dato, deve provenire ovviamente dalle autorità sanitarie sia sugli arrivi, ma anche su come poi loro intendono organizzare le vaccinazioni sul territorio. Quindi ci saranno individuati dei punti. Questo avverrà quando la vaccinazione inizierà a interessare direttamente la popolazione. L'auspicio di tutti è che sia il prima possibile. Io credo che orientativamente già per la fine di gennaio, forse anche prima, si dovrebbe cominciare. L'altro fronte aperto per la prefettura è la scuola. Nella Marca era di fatto approntato il piano per il rientro in presenza il 7 gennaio del 75% degli studenti delle superiori, che prevedeva ingressi scaglionati nella prima settimana. Ora, con la percentuale abbassata al 50%, contiamo di poter evitare questa, diciamo così, per la prima settimana questo ingresso, diciamo così, differenziato, e poi di capire se già poi la settimana successiva si sarà in grado comunque di approntare quanto necessario senza questa, diciamo così, distinzione di ingresso, se invece dovremo ripristinarla per una settimana, così come era previsto in origine. Domani ci sarà un incontro, domani pomeriggio, appunto, con il Presidente, con la donna e con la dottoressa Sardella, e faremo un po' il punto della situazione.